Presidente, ecco, parliamo intanto della SAMU che oggi riunisce i suoi collaboratori in un momento importante qui ad Agrigento. Un momento particolare perché vede Agrigento alla ribalta della cronaca, finalmente un riconoscimento meritato. Mi riferisco alla capitale d'Italia della cultura, una cosa molto bella. Noi abbiamo scoperto come SAMU, che come sapete fa l'assistenza domiciliare di cure palliative, abbiamo scoperto Agrigento parecchi anni fa e devo dire siamo stati accolti con grande senso di responsabilità, grande professionalità e grande umanità, e questo lo riconosco a tutti gli operatori che ogni giorno faticano per alleviare le sofferenze dei nostri assistiti. Ecco, parliamo del lavoro importante nel sociale che svolge la SAMU, per magari chi non è molto informato, Presidente. Questo è il problema centrale, perché le cure palliative che probabilmente vengono non ben interpretate, perché palliative può significare inutili, nel dialetto si dice tapallì in siciliano, no? E invece palliative viene da pallium, mantello, sollievo, protezione. Le cure palliative non sono conosciute da tutti e c'è una difficoltà culturale riguardo a questa problematica. Noi lavoriamo ogni giorno con i medici di medicina generale, che ringrazio tutti in maniera uguale, per far trasmettere questa cultura e per dare sollievo alle famiglie che ne hanno bisogno presso i loro domicili. Presidente, ecco, facciamo anche un po' di informazione. Spesso la gente che ha un malato terminale a casa non sa come, diciamo, districarsi tra le pastoie burocratiche. Ecco, un consiglio da parte sua. La burocrazia non è un problema di Agrigento, la burocrazia è un problema italiano. Ecco, cosa deve fare una famiglia, ecco, in questo senso? Cosa deve fare una famiglia? Deve parlare col medico di base o deve telefonare alla SAMU e la SAMU, l'ufficio addetto, darà le indicazioni necessarie perché si possa attivare l'assistenza domiciliare. Ecco, ricordiamo che non c'è nessun esborso da fare, ecco, questo è importante, che la cura è gratuita. Assolutamente, la SAMU è una struttura convenzionata con l'ASP di Agrigento e accreditata dalla Regione Siciliana. Ecco, facciamo anche un invito per il 5 per 1000 proprio per sostenere la SAMU. Ma mi auguro che chi vuole partecipare a dare un contributo alla bontà dell'assistenza, perché possa essere sempre migliorabile e migliorata, dia il proprio contributo al 5 per 1000. Ma è un augurio che noi facciamo, perché sono soldi che noi poi dirottiamo non proprio sull'assistenza diretta, ma su quella indiretta, cioè pacchi di cibo e quant'altro. Dico, oggi un incontro qui per discutere e approfondire sulle tematiche, sulle cose che succedono giorno dopo giorno. L'incontro di oggi fondamentalmente è un incontro dopo alcuni periodi brutti che abbiamo passato tutti, mi riferisco alla pandemia, è un incontro per discutere dei casi clinici, cioè approfondire e aggiornare i metodi di cura. Abbiamo con noi il nostro direttore generale sanitario, la dottoressa Rinaldi, che è un'oncologa di chiara fama, che intratterrà tutti gli operatori e discuteranno assieme dei casi clinici e tutte le peculiarità dei casi che verranno prospettati. Quindi è un momento formativo sostanzialmente. Ma assolutamente sì, intanto perché abbiamo il piacere finalmente dopo la pandemia di vedere tutti i nostri operatori e questo per noi è una cosa fondamentale, perché la partecipazione proprio fisica ci permette di un interscambio, come stamattina è avvenuto, di tutti i casi, di tanti casi clinici, di tante criticità che ci sono nelle assistenze. Noi, come lei sa, operiamo a domicilio dei pazienti, perché la SAMU Onlus è un'associazione accreditata che opera ad Agrigento da circa 11 anni e ci occupiamo di assistenza domiciliare, di cure palliative dei pazienti non solo oncologici, ma da qualche tempo anche di pazienti con patologie neurodegenerative. Facciamo un bilancio di questo confronto che avete avuto con chi si occupa di questo settore. Generalmente noi siamo un'associazione che si occupa di cure palliative sul territorio
della provincia di Agrigento, perché la nostra squadra è solo e esclusivamente in questo momento ad Agrigento. Esiste una struttura a livello regionale che si occupa appunto in altre province come Catania, come Trapani, oggi la riunione verteva praticamente abbiamo fatto il punto su quello che è la realtà della struttura di Agrigento e soprattutto c'è stata un'occasione di confronto fondamentalmente su alcuni casi clinici e sulle modalità di comportamento. Naturalmente sono uscite fuori tante occasioni sia di discussione, sia di soluzione dei problemi, sia di approccio al paziente praticamente terminale, che sono i pazienti di cui ci occupiamo. Consideri che ancora in questa provincia, ma non solo in questa provincia, la cultura delle cure palliative non è diciamo esplosa, però è presente, si comincia ad entrare, cominciamo a coinvolgere sia i medici di famiglia sia anche i medici del territorio e adeguatamente, come dire, comunicato riusciamo a penetrare, anche perché fondamentalmente sono le uniche strutture che si occupano a tutto tondo di un paziente che va verso il fine vita fondamentalmente e quindi ha bisogno di un'attenzione particolare, ecco, non particolare dal punto di vista solo farmacologico, ma principalmente dal punto di vista umano. La SAMO chiaramente si occupa di pazienti non solo oncologici ma anche pazienti che hanno patologie di tipo vascolare o anche le SLA. Vi sono diverse figure professionali, oltre al medico palliativista c'è l'infermiere, l'assistente sociale, c'è l'OS e anche praticamente lo psicologo, che chiaramente è di supporto non solo al paziente ma anche alla famiglia. Diciamo che è un'assistenza che può essere fatta facilmente attraverso il medico di famiglia. Chiaramente si deciderà poi le figure professionali che interesseranno per quel determinato paziente. Sì, noi ci occupiamo dell'assistenza domiciliare al paziente oncologico, anche non oncologico, quindi con tutte le patologie che hanno una prognosi infausta, e il nostro compito è quello di assistere a livello sociale, psicologico e sanitario il paziente dal momento in cui arriva in assistenza fino poi al fine vita. Quindi è un accompagnamento proprio alla morte del paziente, dove si assiste non soltanto chi è affetto dalla patologia ma i familiari. E nel mio caso specifico il mio ruolo è anche quello di fornire un supporto agli operatori, essendo coinvolti all'interno dell'assistenza del caso. Diciamo che è un'esperienza ormai più che decennale la nostra, e devo dire nel territorio sta avendo una funzione molto importante, perché diamo la possibilità al paziente di essere assistito al proprio domicilio, quindi nel proprio entourage familiare, in presenza di tutti i familiari nel proprio ambiente di vita, e quindi siamo noi, diciamo, a spostarci a casa del paziente e non il paziente a rimanere, diciamo, istituzionalizzato o comunque ospedalizzato.